Amico, hai sete? Non vorrei che un po' di whisky ti costasse troppo caro. Tira su le mani. Ti ho detto di alzare le mani. Ramon, vecchio filibustiere. Jim! Sono 2 giorni che ti cerco. Gringo maledetto, dovevo capirlo che eri tu. Ma come diavolo hai fatto a trovare? A fiuto, Ramon, a fiuto. Ho solo seguito l'odore del whisky. E perché mi cercavi? Lo sai perché. Ancora insisti. Sei più ostinato di un mulo. È un'idea fissa la tua. Sì, ma buona, mi pare. Che non fa per me. È un vecchio discorso questo e credevo che ormai fosse chiuso. Forse è meglio continuare a fare il contrabbandiere. Finché ci sarà chi continuerà a proibire le cose ed altri invece a volerle. Ramon, non barare. Arriva sempre per un uomo il momento di fermarsi, di mettere radici. Vieni con me a Iglesia Romita. Laggiù c'è bisogno di te. No, Jim. Lo sai bene, non è di un uomo come me che tu hai bisogno. Io sono come il vento. E il vento non serve per coltivare la terra e allevare i figli. Tu ti sei fermato a costruire. Io invece passo. Le montagne, la prateria, un mondo senza confini. Io non semino né raccolgo. Io passo. Ciascuno ha la vita che merita. La mia è questa. Fin da allora, Jim, lo sai, e sai anche che non la cambio. Nemmeno per fare una cosa giusta, per aiutare la tua gente. Tu vuoi cambiare troppe cose, amico. Io non voglio più cambiare nulla. Questo è affare di Dios, se Dios quiere. Ma un consiglio posso dartelo. Sta attento. Con le tue cose giuste, tu togli la preda dagli artigli del giaguaro, Jim. E il giaguaro odia. Basta così, Pedro. Mi servi vivo. I tuoi amici di Iglesia Romita l'hanno dimenticata la frusta, vero? Ma tu appartieni a me. Ti piacerebbe ora fare il martire e andare in giro a mostrare i segni sulla schiena. Ma sta tranquillo. Ti darò un'occasione migliore per parlare male di noi, dei Gonzales. Portatelo via. È venuto il momento di prendere una decisione. Non possiamo permettere che quel maledetto gringo rovini tutto quello che la nostra famiglia ha costruito qui a Rio Grande della Frontera da 6 generazioni. Iglesia Romita è diventato un bubbone malefico, proprio qui, al centro delle nostre terre. Un esempio pericoloso. I nostri peones cominciano a fare confronti, ad agitarsi, a riunirsi fra loro. Le sporche idee di quell'americano, di Jim Latimore, si diffondono e fanno proseliti. Prima che sia troppo tardi è necessario... Se avessi dato retta a me non saremmo a questo punto. Certo, 3 anni fa, appena morto il vecchio zio Ramirez, prima che il gringo organizzasse Iglesia Romita. Può darsi, ma io ho atteso un'occasione migliore. Fino a che mi è possibile, voglio restare nei limiti della legalità e voi lo sapete. Ho atteso il momento giusto per liberarci di quell'avventuriero, senza correre rischi. E adesso ci siamo. Non capite? L'idea me l'ha fatta venire quel ribelle, quel Miguel. Appena il gringo vedrà lo spettacolo che gli sto preparando, reagirà, siatene certi. E allora... E allora tutto resterà come prima.
E anche la cara cuginetta, Rosaria. Non parlare di quella sgualdrina. Ha preferito un gringo al nostro fratello. Prima sistemiamo il marito, pulitamente. Poi discuteremo in privato le questioni di famiglia con nostra cugina Rosaria. Vieni, bello, vieni, su, su, corri dalla mamma, corri. No, Su, non piangere, amore, non piangere, su. Ecco, tesoro della mamma. Me lo dia, signora, devo ancora finire di vestirlo. No, Maria, ancora un momento, ancora un momento. Buongiorno, Pedro. Buenos días, señor. Buongiorno. Buenos días, señor. Signora, è arrivato il padrone. Muchacho, presto, il cavallo. Salve, ragazzi. Jim! Bentornato, Rosaria. Jim, Muchacho, mi raccomando a te, asciugalo bene. sei stato via 3 giorni. Lo sai che quando... Scusami, amore. Sono stato fuori tanto perché dovevo cercare un amico. Di nuovo. E lo hai trovato? Sì, E ti ha detto di no. speravo che fosse guarito. Ora so che non guarirà mai. Vedi, Rosaria, ciò che per noi è serenità, gioia, la casa, la terra, nostro figlio, per lui invece è il ricordo atroce di ciò che ha perduto in un solo momento. Non ricomincerà mai da capo. Così è destino che io non debba mai conoscere nessuno dei tuoi vecchi amici. Sai come ti risponderebbe Ramon? Chi lo sa? Se Dio schiere. Pepito, Pepito, niño mio, fatti vedere. Oh, sei cresciuto in questi 3 giorni? Signor, i capifamiglia vi aspettano. Sì, eccomi. Vieni. Buenos Buenos días. Buenos días. Señor. Buenos días. Secondo le regole che abbiamo stabilito di comune accordo, anche quest'anno vi è stata distribuita la parte di raccolto spettante ad ogni famiglia. Muchas gracias, Grazie, signor. Non dovete ringraziare nessuno. È il frutto del vostro lavoro. E quindi un vostro diritto. Non dimenticatelo mai. E dovete essere fieri di voi stessi. Avete lavorato sodo, spontaneamente, senza più alcuna costrizione, in completa libertà, cosa questa che ci ha permesso di raccogliere maggiori frutti che in passato. E questo è sicuramente motivo di gioia per tutti. Manolo, che c'è? È successo qualcosa? Sì, signor, una brutta cosa. Una brutta cosa? A Rio Grande della Frontera hanno preso Miguel. Pedro, puoi cominciare. Bueno, signor. Portate via la scala. Voi 2 da questa parte. Voi da quest'altra.
Allora intesi. Appena il gringo mette mano alla pistola. Ma solo allora. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ascoltate bene voi altri. Conoscete tutti Miguel, che adesso è qui con il cappio al collo. Beh, guardatelo per l'ultima volta e ricordatevi di questo momento, sempre. È stato condannato secondo la legge di questo paese. E come lui moriranno tutti quelli che si faranno ingannare dalle promesse dei falsi profeti e mettono disordine nelle terre dei nostri padroni. Portala via, Manolo. È una trappola, signore, è una trappola. Va bene. Alla vostra maniera. Pedro, Sì, signor. passa il Rio Grande, va sulle montagne e chiama il Matanza.
No, Jim! Jim! E questa è viva, come avete voluto. Siete stati voi altri, maledetti! Porca cagna di un gringo! L'hai preferito a un Gonzales! A un Gonzales! Ma questa cagna te ne andrai via! Randaggia! Per sempre! Lurida spaldrina! E se torni ti ammazzo! Ti ammazza! E quel bastardo di tuo figlio resta qui con noi. Lo farò diventare un vero Gonzales. Come me! Ma che razza di paese è questo? Addio, Dora. Forse ci incontreremo ancora. Forse, Alan. Addio. Questa è la ruota. Addio. Una sciocchezza. Ripartite subito. Ma certo, appena pronti. Dicono che laggiù c'è terra per tutti. Quanta se ne vuole? Terra buona, generosa, da viverci bene. Beh, andiamo a dare un'occhiata anche agli altri campi.
subito, messie, prego, accomodatevi. Ma. Whisky per me, whisky e tequila per lui. Se ben ricordo, Ramon. Certo, John. Ehi, John! Sempre lo stesso. Niente da fare. Militare si nasce. Non vedo Alan. È già arrivato. Si sarà cacciato in qualche parte. Whisky. Si gioca molto forte qui. Dipende. Se avete fegato e molti dollari, laggiù c'è qualcuno che è disposto a spennarvi.
Sta a sentire. Ecco. No, non hai capito un accidente. Non è dan dan dan, ma è dan dan dan. No, aspetta un po'. No. E invece è... Guarda che ti sbagli, è dan dan dan. E invece io ti dico che è... Bang, bang, bang. E io ti ripeto che è dan dan dan. No, lascia stare. Buono, ragazzo, andiamo. Al fresco ti passeranno i bolloni. Vamos. Riattacca tu, non startene lì appollaiato come una cornacchia. Sedete e tu bada ai clienti. Sistemate un po' i tavoli. E voi là dentro, forza con il servizio. Vamos, vamos, non perdiamo tempo, muchachas. Vamos, vamos, muovetevi che gli uomini hanno sete. Coraggio. Che serata d'inferno. Ci risiamo? Non ti mangiano mica. Avanti, spicciati che non è la serata adatta. È pericoloso quando si sta giocando a carte, mettere le mani sotto il tavolo. Molto pericoloso. Certo, certo. Avete ragione, signor. Mi scuso.
Voi siete Rosario Ramirez, la moglie di Jim Latimore. Chi siete? Chi siete? Che volete da me? Siamo gli amici di Jim. Gli amici di un tempo. Siamo venuti a prendervi. Per riportarvi a casa. Da vostro figlio. Io non... Da vostro figlio, se Dio schiere. Voi siete... Sì, signora. Sono Ramon, quel bastardo che ha preferito le montagne. Tre anni non hanno cancellato il vostro dolore. E compiere il nostro dovere oggi è divenuto più urgente. L'amicizia che ci legava, Jim, ora è vostra, signora. Di tequila da offrire agli amici di mio marito. Ah, finalmente. Ci avete messo più tempo del solito stavolta. Cominciavo a preoccuparmi. Sì, l'ho visto. State tranquillo. Prima o poi vi ricapiterà tra le mani. Ora serve a noi. Come l'hai saputo? Ho un mio sistema di informazioni. Devi fermarli. Non voglio che passino il Rio Grande. Altrettanti a cose fatte.
non bastano. Ma è come l'altra volta. Appunto, quella era un'altra volta. Ora è diverso. Cos'è? Hai paura, Matanza? Sono soltanto 5 uomini. Sì, ma speciali. Speciali? Sì, speciali. Hanno il calcio della pistola consumato. Sta bene. Ma voglio avere la certezza. Tu conosci qualcosa che sia più certa della morte? Andrò ad aspettarli al Grand Canyon. E di lì non si sfugge. Ecco il Grand Canyon. Abbiamo fatto bene a fermarci. Le montagne è meglio non attraversarle di notte. Quanti giorni per il Rio Grande? 6 o 7 più o meno. Ci muoveremo un po' prima del sole. Fortuna che c'è Ramon. Perché? Almeno ci siamo fermati per mangiare. Se era per il comandante, avremmo continuato a camminare tutta la notte. Ehi, John. Mica male il muchacho. Sempre veloce, eh? Sì. Spero lo sia anche quando faremo sul serio. Jesus, fa tu il primo turno di guardia. Fa freddo qui la notte, Rosaria. A me il primo turno non me lo fa fare mai. Sempre quello di mezzo, il più scomodo. Di Alan, ce l'hai una camicia per me? E tu, piccolo, ce l'hai la balia? Piccolo. La prossima volta che come al solito ti fai pestare, togliti prima la camicia. La mia camicia. Tieni. È un prestito, no? Tu tieni il conto, prima o poi te le ridarò tutte insieme. Vado a dormire, mamma, sono stanca.
voglio storie. Siamo qui per mettere nel sacco i gringos, lo sai. Ma hai guardato bene. Pionieri, straccioni. Non ne vale la pena. Perché non guardi meglio, Matanza? Quei maledetti chissà quando arrivano. Intanto, Mata, guarda gli uomini. Sono 3 mesi che... E va bene, muchachos. Ma senza fare troppo rumore. Apache. Jesus ha ragione. Non sono stati gli indiani. Impronte di stivali. Alan, non possiamo fare più nulla per lei. Andiamo. Non mi piace qui. Solo un momento. Al riparo! Dietro quelle rocce, presto!
Hai visto? Paco, Jack, faccia di cane e Coselito. Adios. Malditos. Matan mejor que la muerte. Ma di lì non escono. Sono circondati. Inutile rischiare la pelle. Ci vuole cervello, Pereiro. Dobbiamo aspettare il momento opportuno. Va a dire agli uomini di non muoversi dai loro posti e di stare in guardia. Sbrigati! Bueno, bueno. I Gonzales attaccheranno ancora. Non sono loro, è il Matanza. Il Matanza? Sì. Lo chiamano così perché sa solo ammazzare. Lavora per i Gonzales. C'era il Matanza quando attaccarono la vostra fazenda? Sì. Che successe quella notte? Come quella ragazza laggiù, vero? Sì. Ma almeno lei è morta. Ma noi siamo vivi, Rosaria. Questo solo conta. E abbiamo un dovere da compiere. Cuidado! ¡Está escapando! ¡Mano! ¡Mano! Come topi.
Potrei matarvi tutti con un colpo in testa, ma preferisco così, in memoria degli uomini che mi avete fatto fuori. E voi tenetegli buona compagnia finché il sole non avrà fatto il suo lavoro. Con mucho gusto. Hombre, dove ci aspettano gli altri? All'imbocco del canyon. Muy bien. Una volta sì che era vita col Matanza, ora è cambiato. Mi ricordo quando durante la guerra assaltavamo le fattorie. C'erano sempre donne sole. E allora sì che ci si divertiva, ombre. È Felipe, va a vedere che vuole. Terreno! Felipe non vuole più niente. Oh, no! Ce ne hai messo di tempo.
Su, bevete. Sveglia, Ramon. Ce ne andiamo. Rosaria, è ora. Peccato che non abbiamo potuto vederli morire anche noi. Vero, Fernando? Avresti almeno potuto portarci le teste, come si usava una volta. Matanza, hai fatto un buon lavoro. Bravo. I miei uomini sono stanchi, signor, e vorrebbero restare qualche giorno in paese a riposare. E a spendere i miei soldi, eh? Resta quanto vuoi, Matanza. Dare ospitalità agli amici è un vanto dei Gonzales. Mi serve il tuo cavallo. Ehi, tu. Sei un uomo dei Gonzales, vero? Chiunque porta una pistola qui è un uomo dei Gonzales. Signore, io non... Ma io non che cosa? Guardaci in faccia tutti e tre. Va dai tuoi padroni ad avvertirli. E di loro che stanno arrivando gli amici di Jim Latimore. L'hai conosciuto? No, io non c'ero ancora. Ne ho soltanto sentito parlare.
Siamo venuti a chiudere i conti. Dì ai Gonzales che siamo in 3 e verremo in paese a mezzogiorno. Sai già quello che devi fare. In bocca al lupo, Ramon. Aquí estamos, Mati. Vienes aquí, papá. Señores, por favor. Les suplico, aiutatemi. No! Comincio a essere stufo di queste bestie. L'ospitalità è bella quando dura poco. Maria, andiamo a vedere i cavalli. Pepito. Manolo. Migno mio. Pepito. Caro padre, meglio armare uomini che infiorare chiese. Manolo, vengo via con te adesso. L'argomento è chiuso. Migno mio. T'ho detto di stare lontano da mio nipote. Via! E tu impara come si trattano questi cani. Se ti tendono la mano, mordila. Portatelo a casa. Signor! Signor! Che succede, Carincio? Signor, 3 gringos m'hanno assalito vicino a Rio Grande. Sono amici di Jim Latimore. Vengono per vendicarlo. Va a chiamare i miei fratelli. Tu con me. Sì, signor. Hijo de perro! Tutti morti, dicevi. Erano tutti morti. E li hai anche visti morire con i tuoi occhi nel deserto, vero? Invece, 3 di loro stanno venendo qui. Impossibile. Impossibile. Non possono essere usciti vivi da quell'inferno. Ti avevo chiesto la certezza e non una tua stupida opinione. E ti ho pagato per la certezza. Ma la colpa è mia. Non avrei dovuto affidarmi ad un povero ladro di cavalli come te. Maledetto idiota! Pedro, voglio 4 uomini. I nostri migliori fucili. Bene, signore. E sgombrami tutto il paese. Va! D'accordo, faremo questo duello. Ma a modo mio. Rosaria, dobbiamo aspettare che Ramon torni. Perché non vi riposate un po'? Andrà tutto bene. Sì, anche Jim mi diceva sempre la stessa cosa. Sta tranquilla. Vedrai, andrà tutto bene. Scusatemi. Dovrei avere più fiducia in voi. Ma mio figlio è nelle loro mani. E voi non sapete di cosa sono capaci Gonzales. Lo so. E non lo dimentico. No, John. Non è per quello che hanno fatto a me. È per mio figlio che ho paura. Ecco Ramon. John, io vengo con voi.
no. John. Io ero presente quando ammazzarono mio marito. Sta bene. Allora? Ecco qua, John. I 3 Gonzales sono già pronti per ricevervi. Questo è lo stradone del paese. In fondo c'è la casa dei Gonzales. Ho visto 2 fucili appostarsi da questa parte e 2 da quest'altra. Ma sanno che siamo in 5? No. Il pistolero ha parlato solo di 3 gringos e nessuno in paese sa che siamo qui. Bene. Noi saremo in 3. Ma anche loro dovranno essere in 3. Ma questi non sono loro. John, non sono i Gonzales. C'è anche quella cagna. Sono tutte e 5 le tue pistole dal calcio consumato. Là fuori, Matanza. Tutte e 5. Ora devi finalmente guadagnarti i soldi che mi hai rubato. Va fuori e ripuliscimi il paese. Via! Pedro, la signora Rosaria è tornata. Tu sai quello che devi fare. I primi 3 al corral. 4 per la strada a sinistra, via. Gli altri tutti con me.
4 di là. Anda. Voi, seguitemi. Voi copriteci! Via ora! Manolo.
Siete ferito, Dan? Andiamo via. Dio mio. Sì, sì, presto, vi aiuterò io. Su. Manolo, è quella la mia mamma? Sì, Pepito. Mamma. Vieni via, Nino, vieni via, è pericoloso stare qua. Vieni, vieni, presto. Subito. Mamma. Vieni, Nino, vieni. Pepito. 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 Tesoro mio. Pepito. Pepito. Eccolo, eccola qua. Eccola tua mamma, eccola. Mamma, sono fuori. Che Dio te bendiga. Oh, angelo mio. Amore. Amore. Ramon. E volevo ricostruire Iglesia Romita. John. Le cose giuste. Le cose giuste. Aveva ragione, Jim. Bisogna fermarsi. La casa. La terra. L'amore. Ed ora liberiamoci di queste iene.
Cos'è che vi tiene bloccati ancora dietro quel muro? La paura? Winchester. Lasciamoli avvicinare. A 100 metri. All'altezza della posata. Quello al centro lascialo a me. Gonzales. Basta, John, basta! Ammazzalo! Ammazzalo! Prendiamo i cavalli.
Ce ne andiamo. Lo dirò io ad Alan perché hai sparato a quel modo. No. No, Rosaria, non è necessario. Alan lo capirà da solo un giorno. Ah. Che hai fatto, ragazzo? Fa vedere. È solo un graffio. Ma per te quando è che sono ferite? Le cose giuste, Ramon. Le cose giuste. Adios, amico. Se hai bisogno di me sai dove trovarmi. Mi basta un fischio.